Buonasera amici sportivi e tifosi dell'Akragas, rieccoci ancora insieme, benvenuti a Osservatorio Akragas. In questa puntata riflettori puntati sulla partita Juve Stabia Akragas terminata 1-0 per i padroni di casa e poi sul prossimo turno l'importantissima sfida salvezza Akragas Monopoli in programma sabato allo Stadio Seneto di Agrigento. Ne parleremo in studio con Francesco Nobile, collaboratore dello staff tecnico dell'Akragas. Ciao Francesco e benvenuto. Grazie. Poi il collega giornalista di IM Calcio Agrigento, Davide Miccichè. Buonasera Davide. Ciao e benvenuto. Il direttore di infoagrigento.it, Mauro Indelicato. Ciao Davide. Buonasera Mauro e benvenuto. E poi per la tifoseria è presente il nostro amico Roberto Arnone. Ciao Roberto e benvenuto Davide, anche a te. buonasera a tutti. Allora entriamo nel vivo di questa nuova puntata, vediamo subito i risultati della giornata numero 18 in Lega Pro Girone C per l'Akragas, seconda sconfitta consecutiva. I biancoazzurri hanno perso di misura sul campo della fortissima Juve Stabia. Ecco i risultati: Casertana Catanzaro 0-0, Cosenza Messina è terminata 1-0, Fondi Virtus Francavilla 1-1, come detto Juve Stabia Akragas 1-0, gol di Canutè nella ripresa, poi Lecce Paganese 3-1, Melfi Foggia 1-3, Monopoli Matera 1-3, Regina Andria 0-0, Siracusa batte Catania 1-0, Vibonese Taranto 0-2. Il primo giro di interventi in studio comincio con Francesco Nobile che era presente allo stadio Menti di Castellammare di Stabia per seguire Juve Stabia Akragas in panchina con il tecnico di Napoli. Francesco, era impossibile evitare la sconfitta? Impossibile no, perché abbiamo avuto correre la palla per pareggiarla, poi è normale, stiamo parlando della Juve Stabia, Sì. Una squadra accreditata a vincere il campionato. Noi sappiamo, noi ci dobbiamo salvare, siamo andati là a giocare a viso aperto, abbiamo sfiorato il pareggio, ha esordito di nuovo, ha giocato Leveco il 99, magari nessuno ne parla, però già è la seconda domenica. La seconda apparizione consecutiva per il giovane attaccante calabrese. Ha fatto pure bene, dico. Però se potevamo segnare in 2 o 3 occasioni non l'abbiamo fatto. Poi il Castellammare ha avuto qualche altra occasione, ma ci sta perché noi andavamo là per fare gol e non era l'ultima arrivata. Abbiamo trovato una squadra dove è entrato Mastalle, Capodaglio in banchina. Francesco, puniti da un errore difensivo, l'ennesimo che succede in casa bianco-azzurra, una disattenzione della difesa akragantina. È stato su un grosso, secondo per come ho visto io, doveva chiudere Zanini, doveva chiudere la diagonale, è arrivato in ritardo e Canutè ha fatto gol, però purtroppo ci può stare, però succedono sempre a noi, in queste partite. Ci può stare, succede. Poi Zanini ha fatto una bella partita come tutti gli altri. Hanno giocato una buona gara. Capita, se in quell'istante andava a chiudere prima, è normale che tu non puoi mettere un pallone al centro dell'area, al giocatore lo stoppa e poi lo mette dentro così. Una ragazza anche sfortunata, però, il tocco di testa di Russo ha messo fuori gioco Tiago e poi Canutè a tu per tu con per ora, ha fatto rete. Per ora ci gira così, no? L'infortunio anche di Marino, sì, che però ha saltato la non Juve voglio... Marino, noi sappiamo quello che rappresenta per noi, però chi ha giocato al suo posto, ha giocato bene, è inutile piangere ogni volta e dire magari ci manca... Questi sono i nostri giocatori, e se c'è Marino per noi fa fare un salto di qualità, però chi gioca dà il massimo come Cosa salvi di questa partita, Francesco? Cosa porti di buono ad Agrigento da questa trasferta contro una corazzata del campionato? Io dico che se giochiamo con questa intensità e con questa voglia, mettendo un po' più di cattiveria, perché arrivato a questo punto, come dice il mister, non bisogna più cercare tanto di giocare, ma di fare risultati, perché il mister è uno che vuole che la squadra giochi, anche se qualcuno magari si vede altre partite, però io vedo le partite e vedo come prepara le partite la settimana, vi posso dire che è uno Pignolo, no?
alla squadra gli spiega i movimenti degli avversari, come ci dobbiamo, però poi succede che in campo facciamo delle disattenzioni che non ci devono stare, anche perché ora sono troppe, però voglio dire, abbiamo messo il cuore, l'anima, ora dobbiamo, come dice il mister, dobbiamo mettere di più. Contro il Monopoli non ci interessa né il gioco, l'unica cosa serve che ci la interessa vittoria a tutti i costi. sono i 3 punti. Ne parleremo a questo punto. nel corso della trasmissione. La partita vista dal collega Davide Miccichetti. Ma Davide, se mi avessero detto dell'1-0 prima della gara forse avrei messo una firma, perché a parità di organico le due squadre non si discutano. Vedendo la gara c'è un grande rammarico per come è andata, perché mentre guardavamo la gara pensavamo che questa gara poteva finire tranquillamente 0-0 o in pareggio, perché non ci sono state grossissime occasioni al di là dello svarione difensivo. Dispiace perché poteva essere un punto pesante dopo la vittoria appunto di Caserta, dispiace per come è andata perché i ragazzi hanno secondo me giocato bene, è un gruppo che sta facendo più di quello che può fare il gruppo dell'Agragas, perché ricordiamo che è una squadra di giovani. Non ci sono grandi nomi e quello che è arrivato è veramente frutto del cuore e di quello che questi ragazzi mettono in campo. Uscire dal Menti di Castellammare con quella prestazione dovrebbe dar forza a questo gruppo in vista della gara di domenica, dove arriva una diretta concorrente di sabato, scusate, dove arriva una diretta concorrente per la salvezza. Speriamo possa arrivare veramente qualcosa di positivo, perché a questa squadra, come diceva Ciccio poco fa, servono soprattutto i punti. È arrivato il momento di fare i punti. Mauro Indelicato, perdere contro la Juve Stabia ci può stare, l'Akragas non deve, tra virgolette, vincere queste partite. Come hai visto l'Akragas al Menti? No, confermo le impressioni sia di Ciccio che di Davide. Sostanzialmente l'Akragas, diciamo che aveva messo in conto questa sconfitta, ma ha giocato per far punti, non da squadra rassegnata alla sconfitta, quindi è una sconfitta che potrebbe anche definirsi indolore, cioè nel senso uscire con 0 punti dal Menti di Castellammare era ampiamente preventivabile. Sono di quelle partite in cui l'Agrax non ha nulla da perdere e quindi ci può stare. Certo, il rammarico c'è perché comunque come dire, vedendo il Catanzaro che continua a far punti, il Taranto che ha vinto a Vibo Valencia, è chiaro che la classifica ci vede nuovamente un po' invischiati in quella che è la zona play-out, però adesso arriva una squadra alla portata e lì un bel regalo di Natale per i tifosi dell'Essenete, insomma, ci vorrebbe per respirare. Altro amore in bocca per i tifosi acragantini, seconda sconfitta consecutiva per l'Akragas, dopo la sconfitta contro il Cosenza in casa è arrivata la sconfitta di misura contro la Juve Stabia. L'umore dei tifosi, Roberto Arnone. Sicuramente dispiaciuti, però sarà anche una contraddizione. Le ultime 2 partite, la sconfitta in casa con il Cosenza e la sconfitta a Castellammare, io ho visto un Akragas in crescita come gioco e come tutto. Purtroppo non lo scopriamo stasera, le partite sono caratterizzate da episodi. Un episodio ci ha condannato a Castellammare perché, come hanno detto gli amici presenti, il risultato giusto era il risultato di parità. Adesso, siccome con i se e i ma non si va da nessuna parte, da sabato in poi dobbiamo vincere. Ma per quanto riguarda il gioco e la crescita, io sono abbastanza soddisfatto perché sia nelle ultime 2 partite ho visto un Akragas in crescita. E il mister dell'Akragas, Raffaele Di Napoli, parla di sconfitta immeritata, parla di un Akragas che ha giocato a viso aperto, ha giocato bene contro una grande del campionato, e allora ascoltiamo Di Napoli a fine gara. Mister, una vittoria per la Juve Stabia, sconfitta per l'Akragas, possiamo dire il risultato giusto per quello che si è visto in campo? No, per me non è un risultato giusto, mi dispiace che abbiamo perso questa partita, abbiamo subito solo un tiro in porta, ha fatto una partita da pane. È normale che i valori in campo erano diversi, una squadra costruita per vincere e dovrebbe vincere il campionato, è una squadra che quest'anno stiamo puntando molto sui giovani e cerchiamo di fare il massimo perché il nostro campionato di sacrifici che dobbiamo lottare. Oggi secondo me un pareggio era il risultato più giusto. Noi abbiamo contato 5-6 di occasioni da una parte e 0 dall'altra, forse non so, abbiamo visto l'altra partita. Mi rivedo la partita perché Messi Cappani ha preso una parata, ha fatto una parata, poi le occasioni ho avuto pure io allora 2 occasioni, 3 occasioni. Dove? Sul calcio d'angolo con la palla di Salvemini che poteva anticipare, per me complimenti alla Juve Stabia. Va bene? Secondo me la Juve Stabia è una squadra che vincerà sicuramente il campionato.
Noi dobbiamo lottare per salvarci. Voi avete visto una partita e non visto un'altra. Sono contento che la Juve Stabia ha vinto per i tifosi della Juve Stabia, e noi ritorniamo in Sicilia e il nostro campionato da sabato pensiamo al Monopoli. Ho sentito che c'è stata qualche polemica nel finale, se ce la può spiegare anche ai nostri microfoni. No, sono cose che devono rimanere lì in campo, però io ai miei ragazzi insegno educazione e rispetto, soprattutto per gli altri. Probabilmente qua in queste categorie qua ci sono allenatori che scendono da che hanno giocato in Serie A, Champions League, e loro si pensano che sono arroganti, però sono cose che rimangono in campo, non mi interessa nulla di fare nessun tipo di polemica. Però vedere che a 10 minuti alla fine spariscono i palloni significa che probabilmente qua avevano paura di che potessimo pareggiare la partita, però alla fine ha vinto la Juve Stabia, complimenti a loro e noi ce ne ritorniamo indietro. Ecco, oggi lei ha puntato su Gomez, che ormai è l'unico attaccante dell'Agragas come primo punto, però ecco, ha recuperato Carrillo, l'ha messo in mezzo al campo puntando alla sua voglia di rivalsa contro la sua ex squadra. Loro non hanno voglia di rivalsa, loro stanno facendo un grandissimo campionato da noi, io sono contentissimo di Guido, sono contentissimo di Luigi, sta facendo molto bene, di Carrotta che in questo momento qua è infortunato, sono 3 giovani promettenti e sicuramente hanno sposato questo progetto dell'Agragas e siamo contenti di loro. Ecco, l'anno scorso esperienza a Messina, adesso esperienza con l'Agragas. Qual è la differenza? Ecco, fra le due, ovviamente Messina era costruito forse meglio rispetto a quest'Agragas che è fatto sui giovani, come diceva lei, però ecco, sui giovani che cosa bisogna fare per far ottenere i risultati? Bisogna avere gli attributi di far giocare i giovani e non avere paura di non farli giocare. Oggi ha giocato di nuovo il 99 e quindi noi sono orgoglioso di far parte di questo progetto di Tirri, Alessi, che hanno fatto questo progetto di giovani. Io e il mio staff stiamo cercando di lavorare per farli crescere e bisogna avere questo coraggio. Quindi noi, nel vero senso della parola, stiamo facendo giocare i giovani. Con il risultato di oggi questa è la 4ª sconfitta in 6 partite. Cosa sta mancando alla tua squadra? È più un problema di personalità o di atteggiamento? No, atteggiamento no, probabilmente è siamo in una fase di crescita dove dobbiamo essere più concreti e più cinici, ma quello purtroppo paghiamo l'inesperienza. Noi ogni domenica affrontiamo squadre che hanno in squadra minimo 4-5 giocatori importanti che hanno fatto già queste categorie. Oggi c'era Ripa, ci sta Marotta che è un giocatore importante, anche se non ha avuto tanto tempo, non gioca in categorie superiori. C'è Canute, oggi fuori c'era Mastalli, Capodaglio e in campo c'era Izzillo, è una squadra importante. Domenica scorsa ce n'erano altri, siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere, questo ci manca, l'inesperienza. Grazie mille. Ringrazio i colleghi di Vivi Centro per il contributo filmato. Torno da Francesco Nobile, collaboratore dello staff tecnico di Raffaele Di Napoli. Francesco, un Di Napoli arrabbiato per la sconfitta, un Di Napoli che ha tra l'altro detto abbiamo spaventato la Juve Stabia. Sono spariti anche i palloni ad un certo punto, perché avevano paura di pareggiarla questa partita. Guarda, là è stata la vergogna del calcio, perché dico che la Juve Stabia non merita questa gente che c'era domenica, perché Juve Stabia ha fatto la Serie B, ha un tifo eccezionale, magari la dirigenza non la conosco, però vedere comportamenti, quelli che stavano in banchina, è stato veramente vergognoso. Fare sparire i palloni a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, quando l'Agragas pressava per ottenere il pareggio. Veramente che ti voglio sono ritornato quando un gesto inqualificabile. Sì, perché mi ricordo che quando ero piccolino portavo il pallone e giocavo. Quando c'erano quelli più forti di me, e allora mi dicevano stai fuori, io prendevo il pallone, vabbè, il pallone è mio, e me lo portavo. Dico, vergognoso veramente, e dico che la gente della Juve Stabia non merita questi personaggi, che come ha detto il mister, puoi giocare in Serie A, puoi giocare pure in terza categoria, però quando uno è serio è serio. A fine gara vi è stato anche un battibecco tra i due allenatori. Guarda, che cosa è successo, Francesco? Guarda Davide, se può raccontarcelo. Là non voglio entrare perché già il mister ha parlato pure abbastanza. Io sono andato pure all'allenatore, gli ho fatto i complimenti e gliel'ho detto in un modo diverso. Gli ho detto guardi, avete la migliore squadra che abbiamo, che almeno io che ho visto, però sinceramente potevate evitare di fare questa figuraccia dei palloni, perché la città di Juve Stabia non
non lo merita. E lui ha detto ma sono stati gli altri, ma siccome io dico, non ho giocato in Serie A, ho giocato a livelli così e so come si faceva, dico, un po' di dignità la poteva pure avere e poi rispondere al mister, perché il mister insegna pure educazione, sia a noi che ai giocatori, a tutti. Il mister ci dice sempre di essere educati e di stare attenti. Quello che ha fatto lui a fine gara poteva pure evitarlo, anche perché con la Juve Stabia c'è un rapporto splendido fra i tifosi, perché io sono andato a fine là, mi hanno applaudito, hanno applaudito i nostri tifosi, sono stati, cioè c'è stato il coro quello Agragas a parte dei tifosi è un della Juve rapporto che Stabia. sicuramente non indaccherà quei 2 o 3 che secondo me non c'entrano niente con il mondo Va del bene, cambiamo argomento, non parliamo di queste polemiche. Davide Micciche, siamo giunti al Giro di Boa, manca l'ultima giornata per finire il girone di andata. Che giudizio puoi darmi di quest'Agragas? Ma secondo me l'Agragas fin qui ha fatto quello che poteva fare, nel senso che ci ritroviamo in una posizione simile a quella dello scorso anno e ci ritroviamo quasi a ridosso della zona rossa, chiamiamola così, siamo ad un punto dalla salvezza in questo momento. E io mi ricordo sempre le parole del mister di Napoli, che nella conferenza di presentazione ha detto: il nostro obiettivo è la salvezza, o la raggiungiamo ad aprile o la raggiungiamo all'ultimo minuto dell'ultima giornata, io sarò soddisfatto anche raggiungerla. Avremmo fatto un capolavoro, ha detto. Alla fine automaticamente tutte le critiche lasciano il tempo che trovano, perché l'Agragas ha fatto bene, ha vinto, forse ha perso un po' di punti in casa, ma quello è innegabile. Abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo fatto male in casa, ma abbiamo fatto anche qualche bella vittoria e qualche emozione, ce la siamo in un certo senso vissuta sia a Catania che a Caserta. Mi aspetto un campionato di ritorno come quello dello scorso anno, ovvero con qualche ritocchino a livello di squadra, con qualche giocatore che inizia a prendere fiducia. Abbiamo bisogno di un leader che al centro del campo dia in un certo senso le giuste rette ai tanti giovani, perché quando parlo con i colleghi mi dicono sempre, ascoltando le critiche che ci sono su questa squadra, mi dicono sempre: ma come vi lamentate, avete una squadra giovanissima, io fossi in voi sarei orgoglioso. La viviamo diversamente, forse il tanto vincere nelle scorse stagioni in campionati minori ci ha abituato a stare al vertice, e adesso non viviamo bene questa Lega Pro, che comunque è un patrimonio che difenderemo con i denti. Francesco Nobile mi pare che è d'accordo con quanto detto da Davide Micciche. Manca un leader in questa squadra? Guarda Davide, non ci possiamo nascondere, mancano quei 2 o 3 giocatori che ci fanno fare il salto di qualità, però noi tutti siamo ed eravamo consapevoli all'inizio delle difficoltà che ci sarebbero state durante la stagione. La società all'inizio è stata abbastanza chiara. Magari all'inizio siamo partiti così, ora però dico, certo, se vengono presi 2 o 3 giocatori per noi però dico, fino ad oggi manca qualche vittoria in casa perché potevamo farla, su questo c'è un rammarico, però non possiamo dare colpa a nessuno, perché abbiamo messo tutti. Poi ci può stare che qualche partita si è giocata male, però fare dei preconcetti come qualcuno fa, quello è quello che ti fa più male, perché poi alla fine hai detto bene, possiamo salvarci prima, possiamo salvarci pure all'ultimo secondo. L'anno scorso ci siamo salvati alla penultima giornata a Memphis, dopo che avevamo fatto una grande cavalcata. Pensavamo di essere salvi, invece fino all'ultimo abbiamo sofferto. Quest'anno siamo, diciamo, nella media, ma il rammarico, guardate, è di tutti, pure a noi giornalisti quando andiamo fuori ci dicono queste cose, ma voi, però noi vogliamo sempre di più dare, no? Non ti dico che siamo contenti, perché essere contenti significa che uno già è soddisfatto e si adagia, no, noi vogliamo sempre, io quando parlo di noi dico lo staff, i giocatori e quei pochi dirigenti. Davide, fammelo dire, perché poi la gente parla, no? Essendo addossare sempre la colpa a una persona, che posso dire che se io
non sapevo di dove era, dico ma questo è un agrigentino nato, perché Tirri per quello che sta facendo per l'Agras penso che non lo farebbe nessuno. Guarda, è sempre con noi. È vero, posso confermarlo. Viene con noi con il pullman. Si sobbarca 12-13 ore di Posso confermarlo di perché sono con voi a bordo del pullman. Quello che fa questa persona è fuori dal normale. Un altro come lui avrebbe detto vabbè io mi resto in sede. È un serio professionista. E poi quando poi sento dire che lui è uno che magari non tiene all'Agras, non è vero. Lui, ricordiamoci che è un amministratore delegato. Sì, grande responsabilità. Che solo lui, ve lo dico senza, se qualcuno poi mi vuole smentire mi smentisca, solo lui poteva fare questo perché penso che altre persone non l'avrebbero fatto, perché quando parliamo di questa carica significa prendersi un peso alle spalle, perché se oggi, come detto, grandi responsabilità. Se oggi l'Agras fallisce, sì. a oggi, se l'Agras fallisce come pensa qualcuno, sai chi piange? Alessi, Tirri, nessun altro. E allora, io dico, Giavarini ha la quota di maggioranza, sì. Ci mette i soldi, lo stesso Alessi. Questa persona non prende le cifre che si dicono in giro o fa quello che si dicono in giro. È quello che amministra un po' il patrimonio però è l'unico che fra loro va a rischiare. Allora io dico, questa persona io la ringrazio pubblicamente. Poi se qualcuno meglio di lui vuole venire, perché noi un Tirri che ci sta mettendo Davide, anche la faccia, ci ha messo tutto. Io non me la devo essere sincero, io non mi aspettavo che questa persona teneva così tanto a questa società, perché per quello che gli vedo fare non stiamo parlando di cifre astronomiche, Davide, voi tutti ormai non c'è niente da nascondere. Questa squadra è costata 347.000 euro, io dico in un budget di 347.000 euro questo che cosa può fare? Noi siamo seguiti a oggi Tirri, Biagio Nigrelli, Totò Catania, Silvia Alessi è sempre qua, Giavarini. Poi gli altri dove sono, Davide? Gli altri dove sono? Le cariche, se ci sono, devono essere rispettate, perché qua le cariche che ognuno ha li deve rispettare, perché se io ho una carica la devo rispettare. Poi se ho impegni di lavoro, perché può succedere, è giusto dare spazio agli altri. Io non voglio fare polemica con nessuno e non mi permetterò mai di parlare male di chi esce soldi, perché io sono un dipendente e mi faccio il dipendente. Allora io dico, Silvia Alessi è presente, Giavarini è presente anche se ha dato la sua... E poi chi mi trovo? Tirri, Biagio Nigrelli, Totò Catania, queste sono le persone. Che cosa vogliamo più? Se c'è gente che vuole entrare, Davide, non c'è più tempo di chiacchiere. Fatevi avanti. Se c'è gente che vuole entrare, entri. A me farebbe piacere, io non ho pelle, tu non mi conosci, non ho pelli sulla lingua di dire, a me farebbe piacere se rientrasse Massimo Lupo, una persona splendida. Io ti posso dire, Massimo Lupo ha messo ai ragazzi, gli dice che vanno al cinema, entrano gratis. Quello è l'amore che ha per Franco Nobile è uno che ha dato tanto, qualche altro dirigente che vuole dare, però dico non c'è più tempo da perdere. Sbrigatevi, so che ci sono alcune trattative. Il tempo è scaduto. Sì, Tirri sta lavorando ad alcune non trattative. Solo Tirri, io posso dire che l'assessore Amico sta lavorando a una cosa, Enzo Caponnetto ma stiamo parlando sempre di gente di fuori. E infatti. Andiamoci piano. Cordate non agrigentine, ma gente per quello che mi risulta fuori Agrigento. Allora io dico, poi se qualcuno vuole entrare e non vuole Ciccio Nobile là, guardate, a me nessuno il dottore non mi dice che se io non vado, non ma mi tu, posso tu sei l'Agragas, no, Francesco. Davide, con questa cosa ti voglio dire una cosa, io sono franco, nessuno mi può negare poi di andare
di andarmene la domenica o il sabato in curva, andrò in curva. Se qualcuno vuole entrare e non vuole Ciccio Nobile, parlo Ciccio Nobile per dire altre cose, lo dica, entri, mette soldi e comanda e parla. Chiaro Francesco. Davide Vincichia vuole aggiungere qualcosa al discorso di Francesco Nobile sul discorso societario? Non entro magari in merito nelle organizzazioni societarie, però vorrei ricollegarmi al discorso di Ciccio quando si parla di Tirri, nel senso che al di là delle origini, al di là di tutto, non si può criticare la professionalità innanzitutto di un uomo di sport, è un agente FIFA, ha le proprie conoscenze, ma soprattutto di aver fatto un miracolo e mezzo. Lo scorso anno ha fatto un vero e proprio miracolo, anche a campionato in corso. Quest'anno fino adesso sta facendo un miracolo. Lo scorso anno è bello pensare che a fine stagione avevamo in rosa giocatori del calibro di Zibert, Muscat, Bono, Di Piazza e altri giocatori. Però mi piace pensare, fare un passo indietro e pensare chi erano, tra virgolette, questi giocatori prima di approdare all'Agragas. Sono state delle scoperte sensazionali, perché tutti questi giocatori, uno è andato a fare la Serie B, gli altri sono andati in club blasonati, il miracolo dello scorso anno. Quest'anno a metà, perché con il budget ridotto, io non so le cifre, adesso Ciccio ci ha illuminati e ci ha... 347.000 euro. Sono 300. È costata la squadra quest'anno. Scusa, ti chiedo scusa. Se oggi noi giochiamo ad Agrigento, giochiamo perché Tirri, perché Tirri è andato da Gravina e qualcuno poi magari le persone... Noi abbiamo avuto una deroga nella deroga, cioè una cosa fuori il regolamento in un certo senso, per capirci meglio da casa. Ecco, le conoscenze che aveva Tirri. Qua stiamo facendo passare una soluzione che noi avevamo, ora ci hanno dato una soluzione, nessuno, 2 trafiletti, l'Agragas assolta, se ci levavano qualche punto facevamo, Tirri, queste cose si devono dire, perché poi parlare dietro e mettere la gente contro è facile, caro Davide, è facile. Invece io dico che siccome io amo l'Agragas, e io lo dico pubblicamente, se domani viene qualcuno e il problema è Ciccio Nobile, io prendo il mio caso perché poi ognuno si assume le sue responsabilità, io domani mattina me ne vado. Ma ricordate, per il bene dell'Agragas. Tiferò sempre Agragas, non lascerò mai l'Agragas. Facciamo concludere il discorso a Davide Vincichia e poi Mauro Indelicato e Roberto Arnone. La cosa la che deve far riflettere è appunto le altre squadre cosa hanno fatto, nel senso che ci sono società che si trovano o con gli stessi punti dell'Agragas o con qualche punto in più, che hanno speso cifre come il triplo o 4 volte più dell'Agragas. E c'è una tifoseria tranquilla, non c'è nessun malumore. Quindi equiparare quello che succede ad Agrigento con le altre piazze, forse rendersi e sentirsi un po' fortunati per quello che stiamo vivendo sarebbe una cosa giusta. Mauro Indelicato, pregi e difetti della nostra Agragas. Forse c'è una parola che è stata detta tante volte che riassume sia i pregi che i difetti, cioè il fatto di essere giovani. È un pregio, ma può essere anche un difetto. Può essere anche un difetto. È chiaro che l'Agragas, allora mi ricollego per esempio al discorso di Davide, l'anno scorso si diceva di questi tempi che l'organico non era granché, insomma, l'organico era anche lì, giovane comunque, non giovane come quest'anno ma comunque non da Lega Pro, e poi ora rimpiangiamo, diciamo, gente che sta facendo carriera in club più blasonati. Quindi dico, il discorso è che possibilmente, magari me lo auguro, fra 6 mesi diremo la stessa cosa di gente che verrà venduta, perché rispetto all'anno scorso c'è gente che ha contratti non per 1 anno ma per 2 o 3 anni, quindi porterà magari anche soldi nelle casse dell'Agragas. Poi questo è il pensiero, l'operazione che vuole fare la società, da quanto capisco è questa. E quindi altra intuizione di Peppino Tirri, tra l'altro, mettere sotto contratto giocatori giovani ma importanti come Gomez, come Zanini, perché quest'anno anche scusa Mauro, squadre di categoria superiore. Perché quest'anno gliel'hanno permesso di farlo. Ecco. Mentre qualcuno diceva l'anno scorso, ma perché? Signore, quest'anno la società, Peppino Tirri insieme all'allenatore,
Catania, ha preso dei giocatori e ha fatto i contratti perché quest'anno li ha potuti fare. Pure a lui l'anno scorso piaceva fare contratti un biennale di Piazza, a Vono, a Muscat. Ma non, quest'anno invece si è potuto fare. Non è stato possibile l'anno scorso, quest'anno invece poi ti voglio ha lavorato dire, bene. i tifosi, io ringrazio sempre i tifosi perché erano 8. Domenica erano 8. Straordinari. Sono gli venuti 8 tifosi come presenti al Menti di Però, Castellammare di Stabia. Ecco, questo è il bello. A me io quello che voglio dire, sai qual è quello che mi dà di su? È quella parte di persone che dietro fomentano le persone contro questa spada, perché poi alla fine è la mia città. Io non posso andare contro la mia città, io la devo difendere la mia città. Poi se sono bravo, ho le capacità, entro e faccio tutto quello che voglio fare. Scusami, Mauro, continua. No, quindi per concludere il discorso, diciamo, possibilmente il fatto di essere giovani per ora è un difetto, perché l'inesperienza ha partorito qualche punto di troppo, magari fra qualche mese invece sarà un pregio, con un Akragas più in forma e con tanti giovani interessanti, e questo diciamo che proietterebbe anche l'Akragas, non dimentichiamolo, anche a livello più nazionale, perché comunque dopo il Ponte d'Era siamo la squadra tra tutte le 60 più giovane, quindi questo diciamo, fa correre in maniera positiva le voci nei corridoi della Lega Pro, questo quindi non dimentichiamolo. Quindi diciamo che l'effetto gioventù è quello di quest'anno, per ora forse è un difetto, magari sarà un pregio fra qualche mese, me lo auguro. Roberto Arnone, voi tifosi siete preoccupati per il futuro societario? Al momento incerto, anche se Tirri sta lavorando per concludere alcune trattative. Guarda Davide, Il vostro pensiero è concentrato sul futuro societario oppure sul campionato attuale? Guarda Davide, io l'ho detto già nelle altre puntate, io sono soddisfatto di quello che sta facendo l'Akragas. Sicuramente qualche punticino in casa si è perso, come dicono gli amici presenti, la gioventù, l'inesperienza, abbiamo fatto determinati errori. Però da 2 anni a questa parte ringrazio pubblicamente, e non sono parenti miei, per cui il presidente Giavarini, Alessi e Tirri, perché se oggi noi siamo in Lega Pro, forse, ripeto, molti lo dimenticano, la terza serie professionisti, dico, sono passati 30 anni, chissà quando ci possiamo tornare, per cui è un grande patrimonio per Agrigento, per la città. Da tifoso io sono soddisfatto fino adesso, sicuramente stiamo soffrendo perché siamo a ridosso delle ultime posizioni. Vincendo sabato penso che tutti avrebbero firmato 20 punti fine girone andata, con qualche ritocco e tutti insieme tifando Akragas senza remare contro, ci possiamo divertire e continuare il nostro sogno che è in realtà, che è la Lega Pro. Davide, scusa. Sì, prego Francesco. Io ringrazio Roberto, però quando parliamo anche l'anno scorso voglio ringraziare tutti i dirigenti che c'erano pure l'anno scorso. Certo, no, tutti i dirigenti, ci mancherebbe altro, non voglio, Nobile, tutti, poi tutto quest'anno, lo staff, certo. Perché è giusto dare meriti Certo, a tutti. È giusto quello che dici tu, quest'anno poi sono proseguiti loro, però è giusto dare i meriti. Dimenticato. Se lo dico, perché poi magari uno dice che di parte, perché io vedi, quando devo dire una cosa la dico, per questo la mia è una rabbia, caro Roberto, la mia è una rabbia, perché io prima di essere un allenatore, io sono un tifoso. Qualcuno lo dimentica, Davide, ma io sono un tifoso. Principalmente un tifoso. Io principalmente sono un tifoso, e a qualcuno voglio sempre ricordare che io, se non ho allenato, caro Davide, sai perché non ho allenato? Perché io tengo all'Akragas. Hai messo al primo posto l'Akragas. Io ho messo prima all'Akragas, potevo fare un altro tipo di vita, però come ho detto poco fa, se qualcuno non è gradita la mia presenza, entra in società. Se non è gradita la presenza di Tirri, entra in società. Io ti posso dire, te lo sto dicendo conoscendo Tirri gli darà la mano e gli dirà: guarda, andrà a fare calcio guarda, io ho assistito a Foggia, mi scuso con il direttore, ma lo devo dire, io ho assistito a una discussione a Foggia, dove
un dirigente del Foggia diceva a Thierry: ma tu sei pazzo a restare ad Agrigento? Cioè, io so che l'hanno pregato per andare là quest'estate e guarda, io ho sentito delle cifre che ho guardato, in un certo modo ho detto al direttore: mi scusi, ma se sai Ciccio, non voglio andare via da Agrigento perdente. Là ho capito la persona e l'uomo perché un altro ci avrebbe lasciati e poi volevo vedere chi avrebbe pensato all'addio denaro. La vuoi guardare la classifica, Francesco? La guardiamo insieme? Anche se non è bellissima per l'Akragas. No, per me sì, possiamo guardiamo la classifica. In testa c'è una sola formazione, il Lecce con 38 punti. Martedì si è recuperato il match Matera-Juve Stabia, la prosecuzione della partita sospesa il 27 novembre, si è partiti dall'1-1, la gara è terminata 2-2, dunque Matera e Juve Stabia 36 punti, Foggia 34, Cosenza 29, Andria, Francavilla 26 punti, Fondi 25, Catania, Siracusa 24, Monopoli 22, 20 punti per la Casertana, Paganese a quota 19, poi Taranto 18, Melfi e Akragas, poi 15 punti per Messina, Vibonese e Regina, ultimo il Catanzaro con 14 punti in classifica. Francesco, siamo in zona play-out. Sì, siamo in zona play-out. Però la quota salvezza è sempre più vicina. Sì, ma alla fine poco fa ha detto bene Davide, l'amico nostro Roberto, dove diceva che alla fine dobbiamo guardarlo alla fine, no? Possiamo salvarci pure all'ultimo minuto. C'è chi sta peggio di noi, squadre come Catanzaro, Regina, Vibonese. Ancora ci sarà, perché ci sono molte squadre che magari non... per l'Akragas. Ci sono molte squadre che stanno incominciando a smantellare, perché 17 punti. c'è molte società che hanno un budget alto. E allora ora si sta cercando. Noi siamo partiti così, possiamo avere il vantaggio che possiamo spendere, se qualcuno viene, possiamo investire, dico, però senza perdere l'obiettivo, perché se noi, guarda Davide, se noi dobbiamo fare una squadra per salvarci quest'anno e non iscriverci il prossimo anno, facilissimo. Certo. Penso che poi il prossimo anno, come dice qualcuno, perché poi sai, ti dicono ripartiamo dalla terza categoria, però ti posso dire che poi alla terza categoria, sai chi riparte, Davide? I soliti 3-4 fessi. Poi gli altri si aggregano in promozione, in eccellenza, in Serie D, però prima no. Allora è facile dire oggi, vabbè, se falliamo partiamo. Andiamolo a dire a certe piazze che hanno fatto la Serie A che non ci sono più. Senti Francesco, andiamolo a dire a quelle piazze. Squadra giovane, tanti giovani, tanto minutaggio per i giovani dell'Akragas, questo vuol dire massimo dei contributi. Massimo dei contributi, sì. Infatti, che l'Akragas incasserà dalla Lega Pro. Un altro risultato portato a casa da Peppino Thierry. Infatti l'Akragas, come diceva poco fa l'amico Mauro, insieme all'altro Pontedera è quello che prende il minutaggio più. E l'Akragas quest'anno farà il botto, come suol dire. Anche Davide, se tu mi tocchi un tasto che io non... Io ti posso dire una cosa, quando parliamo di giovani, sì, non deve essere questa una cosa del giovane, una scusante, un alibi? Un alibi perché a 20 anni ecco, o ci sei o non ci sei. Infatti. Allora, però questi ragazzi a 20 anni fanno la Lega Pro, vuol dire che ci sono. Magari, ti posso dire una cosa, devono avere un po' di fiducia nei loro mezzi, come magari non ne parla. Nelle loro potenzialità, Francesco, perché sono ragazzi potenzialmente davvero importanti, noi abbiamo tecnicamente forti e sono anche molto intelligenti. Nello staff tecnico c'è Leo Criaco, che è uno che ha fatto la Serie B. Allora, lui è di una quando parla lui dice giocatori che quando giocava lui a 20 anni trovava giocatori che avevano fatto la Serie A, e lui diceva che il suo obiettivo era arrivare in alto.
perché per lui poi era un lavoro. Lui non si accontentava che a 20 anni faceva la Serie C, per lui era arrivare in alto. In Serie A, e ed è arrivato in Serie lui, A, Leo Criaco, il nostro vice allenatore. Ma lui gli dice: ragazzi, se tu ti accontenti, vattene a lavorare. Cioè, per farti uno di questo che sta formando questi ragazzi, e infatti si vede, perché il mister non a caso ha preso Leo Criaco o Albarella o Pellegrino, gente che lui conosce. A me mi ha trovato qua, mi conosceva, però stiamo parlando di Ciccionovo, gente che è competente e che sta, grazie all'aiuto del mister, perché il mister è uno che poi dà spazio a tutti, però Davide, attenzione, alla fine l'ultima parola l'ha sempre lui, perché ho sentito pure dire: ma sai, il mister non parla, no? Si fa sentire siamo un po', però si sta creando quel mix perfetto per andare. Allora, tu devi pure rischiare, perché dobbiamo pure rischiare, però questo rischio a noi alla fine ci può portare che noi per gli anni a venire abbiamo una squadra in Lega Pro, che ci interessa questa. Se poi noi andiamo dietro e andiamo a pensare 4 anni che abbiamo vinto, guardate, io vorrei vincere tutte le partite. Proiettiamoci adesso alla prossima andiamo piano. L'anno scorso abbiamo fatto una squadra che all'inizio, ti dico, tanti nomi roboanti, importanti, poi salvezza ottenuta grazie ad un ottimo girone di ritorno, guidato da E Pino se andiamo Righi. a vedere quando sono entrati Di Grazia, Muscat, Djurgerov, Grea ha fatto pure una buona stagione. vai a vedere chi erano, ragazzini, vai a vedere a noi alla fine i ragazzini, cioè quelli meno giovani, hanno aiutato i grandi, e così quest'anno può essere pure l'incontrario, che viene qualche grande ad aiutare, ma non significa che viene il grande e deve per forza giocare, perché magari il ragazzino, vedendo che c'è una concorrenza, dà più del grande. Il mister non guarda in faccia nessuno. Siamo sulla buona strada. Allora, proiettiamoci verso il prossimo turno del campionato di Lega Pro Girone C. Oggi pomeriggio Francesco, amichevole della prima squadra contro gli allievi dell'Akragas, allenati da Francesco Manganello. L'Akragas, onestamente, ha fatto una buona prestazione, ha vinto 14-1, 4 gol di Zanini, 3 gol di Coppola, poi doppietta per Longo. Che Akragas hai visto in questo test amichevole contro gli allievi, Francesco? Guarda, ecco le immagini della partita di oggi. Più dei gol a me è piaciuta l'intensità dopo il gol che abbiamo preso, perché prima ha fatto gol Tripoli per magari gli allievi e poi là c'è stato un momento dove i ragazzini si sentivano grandi. È vero. Capisci? Cioè, ottimo impatto con la partita. In quel momento c'erano i ragazzini, diciamo l'Akragas, la prima squadra, che è una squadra giovane, in quel momento è diventata la squadra vecchia, perché si sentivano più. I ragazzini, però dopo 3-4 minuti, però dico l'intensità come si è giocato sia il primo che il secondo tempo. Ho visto gente che vuole giocare perché ha capito che deve dimostrare al mister nel campo che vuole giocare, perché poi dire a parole, però oggi Davide, a me mi è piaciuto, devo fare complimenti anche ai ragazzini perché hanno tenuto bene, poi i gol fa parte del gioco, va per me finire per la cronaca la gara è terminata a 14. Certo, voi giustamente giornalisti fate cronaca e dite, di Napoli sta provando il nuovo modulo con il trequartista, Francesco. Sì, il mister è uno che il 3-4-1-2. Sì, oggi ha messo Leveque trequartista, Longo e Cocuzza in avanti, perché Gomez e Salvini hanno lavorato a parte per lievi infortuni. Il mister è uno che prova sempre queste cose. Ecco, tra un po' vedremo anche il gol di Longo, uno
Oggi due è gol provato messi a così, segno ma da il mister Lorenzo anche Longo. domenica è passato al 4-2-4, Sì, 4 attaccanti 4-3-2-1. per provare a pareggiare. Il mister è uno che Ecco il gol di Longo. è uno che cambia Cambia spesso. spesso. Sentiamo Miccichè e anche Mauro Indelicato sul nuovo modulo dell'Acragas, il 3-4-1-2, il trequartista, anche se di Napoli preferisce il 4-3-3, lo praticava a Messina. Davide Miccichè e poi Mauro Indelicato. Ma al di là del modulo, oserei dire finalmente, perché il modulo con il cosiddetto fantasista dietro le punte è un modulo che mi piace particolarmente. Che a Castellammare, scusami, è stato Palmiero e ha giocato una grande partita Luca Palmiero. Prego Davide. Serve un giocatore in quel ruolo, però vorrei soffermarmi anche quando descriviamo l'Agragas, la chiamiamo come squadra giovane. Ok, l'Agragas è una squadra giovane, ma non dobbiamo ricordare che questi stessi giovani hanno alle spalle già 3-4 stagioni di Lega Pro. Quando parliamo di Lorenzo Oppure Longo, primavera importante primavera come importante. Coppola, Virtus Entella, Riggio nel Crotone. Abbiamo in squadra giocatori come Lorenzo Longo, come Gomez, come Zanini, in difesa poi magari già l'esperienza avanti, che comunque già al giorno d'oggi, pur siamo in una zona non positiva della classifica, che però hanno attirato gli occhi di qualche società importante. Il modulo, questo che sta provando di Napoli, mi piace particolarmente perché permette a molti giocatori di rimettersi nei propri ruoli. Abbiamo visto un Longo che ha giocato sulla fascia destra, non era il suo ruolo, infatti sono curioso di vederlo giocare appunto dietro le punte, a lui piace giocare in questa posizione. Poi per quanto riguarda gli attaccanti stiamo bene secondo me. Gomez dopo un inizio di stagione particolare sta forse rivivendo un po' la fase di ambientamento che ha vissuto Di Piazza lo scorso anno, una prima parte di stagione anonima. Noi ricordiamo il Di Piazza dal girone di ritorno, ma non dobbiamo scordare che Di Piazza nel girone di andata è stato veramente poco sotto i riflettori, quindi sono fiducioso. L'importante è mettere i giocatori nelle posizioni in cui devono giocare, questo poi il mercato aiuterà molto di Napoli, che si troverà una rosa molto più ampia. Vediamo un'altra clip dell'allenamento di martedì. L'Acragas è tornata a allenarsi martedì dopo 2 giorni di riposo. Mauro Indelicato. Intanto vediamo l'allenamento di martedì. Tra l'altro si allenano a Fontanelle. A Fontanelle, perché ancora l'Esseneto non è del tutto pronto, sarà pronto tra qualche giorno. Sì. Il massimo. Ma, diciamo che c'è molta curiosità, questo sì, perché comunque mi ricordo anche a luglio di Napoli non ho detto che ha un modulo standard, diciamo, perché ci sono allenatori, pensiamo in Serie A Gasperini, che hanno un modulo e seguono solo quel modulo. Di Napoli un po' cerca sempre di adattare al momento e alle esigenze, quindi possibilmente un po', come dire, come diceva anche Davide, Longo provato come trequartista, forse può rendere di più, è uno che sa saltare l'uomo e può essere quell'uomo di raccordo tra centrocampo e attacco, mentre diciamo per esempio nell'ultima partita casalinga spesso lo vedevo anche nella nostra area di rigore a difendere, insomma, quindi possibilmente la squadra con lui può essere meno contratta in quella posizione e quindi avere più gioco, avere più spinta. Diciamo è l'augurio che abbiamo tutti. Il Monopoli porta bene perché l'anno scorso l'abbiamo battuto sia all'andata, ma soprattutto ricordo la partita di Tonò che si giocava in Puglia, è stata la prima di Rigoli, quindi ha aperto un po' quella fase che ci ha portato poi alla salvezza, quindi è una squadra, il Monopoli, che sta facendo comunque un buon campionato. Hanno una società tra l'altro che ha fatto un percorso molto simile a quello dell'Agras, perché sì, infatti l'abbiamo incontrata con Feola in Coppa Italia in Serie D, quando poi siamo saliti, siamo stati promossi, e è anche un bell'ambiente. Ricordo che in quella partita di Coppa Italia c'erano, non so, mi pare 70 tifosi da biancoverdi all'Esseneto, quindi sistemati in gradinata. In gradinata, esatto, ancora non c'era lo spicchio di curva, non ancora sembra eravamo in Serie D, infatti. Sembra passato un secolo. Credo 3-0. 0-3. Sì, hanno vinto, c'era Gambino tra l'altro nel Monopoli, sì, in quella partita. Lo stadio è ancora grigio, senza coi Biancazzurri, dico, sembra passato un secolo, invece siamo passati appena 2 o 3 anni, insomma, quindi
E quindi è una squadra che abbiamo incontrato in questi anni di risalita e poi che l'anno scorso ci ha portato bene. Chissà che magari simboleggi anche quest'anno qualcosa di positivo. E allora vediamo il prossimo turno del campionato di Lega Pro Girone C, l'ultima del girone d'andata, giornata numero 19, queste le gare in programma sabato. Akragas Monopoli, Catania Casertana, poi Catanzaro Fondi, Fidelisandria Lecce, Foggia Cosenza, Matera Melfi, Messina Vibonese e Paganese Regina, Taranto Juve Stabia, Virtus Francavilla Siracusa. Dunque per l'Akragas match casalingo Roberto Arnone contro il Monopoli, i 3 punti sono obbligatori, un po' questo è il messaggio che la tifoseria vuole lanciare alla squadra. Appuntamento alle ore 14:30 Stadio Assenese. Il primo messaggio che mando è alla città, ai tifosi, tutti gli agrigentini, di stringerci attorno all'Akragas. Sabato c'è una partita fondamentale, il crocevia, l'ultima di andata, dobbiamo vincere, i 3 punti sono fondamentali. Il pubblico deve essere il 12° uomo in campo, speriamo che la gente finalmente capisca l'importanza di questa gara e di tutto il campionato, perché la Lega Pro è il patrimonio di questa città, per cui invito tutta la città a venire allo stadio a tifare e l'Akragas sabato vincerà. Francesco Nobile, al Monopoli mancheranno Pinto ed Esposito, 2 ottimi giocatori. Sì, dai, ma scenderanno in 11 ugualmente. Io poco fa, al di fuori dei moduli, sabato c'è solo da vincere. Serve solo la vittoria. Anche mandando poi i palloni a San Leone. Villa del Sole. Cioè non ci interessa, sabato si deve solo vincere, perché a noi ci manca la vittoria, perché l'impegno per spezzare l'incantesimo c'è sempre stato. I ragazzi si sono sempre impegnati, hanno dato il loro, qualche partita può capire. Allora, che cosa manca? La vittoria. Ora, al di fuori dei moduli, cioè il mister è giusto che prova, però posso dire una cosa, alla fine a noi ci interessa la vittoria. Se poi sabato vinciamo, giochiamo male con il trequartista, con 2. Veramente d'accordo. L'unica cosa che noi vogliamo è la vittoria. Noi, quando parlo noi, dico noi spogliatoio, tutto. Staff, giocatori, quei dirigenti che ho detto poco fa, noi vogliamo la vittoria da dedicare alla città, perché poi alla fine ci può essere quella contestazione, certo, però la maggior parte delle persone vuole bene all'Akragas, e a volte io sono convinto che qualcuno, se va oltre la domenica le parole, io l'ho spiegato a qualche giocatore, qualcuno va oltre, lo sai perché, Davide? Perché ama l'Akragas, ha troppo a come cuore magari l'Akragas. come la amo io. Allora è la rabbia che, però dico, non è successo niente quest'anno, nessuno ha aspettato i giocatori fuori, qualcuno può partire qualche coro, però dico, alla fine siamo stati sempre uniti. Allora ti dico, alla gente dico, venite, sosterreteci, perché se noi sosterriamo l'Akragas ci sosterremo noi stessi. Certo. Poi alla fine, se c'è di contestare, possiamo contestare, ma dico possiamo contestare fino alla fine, no? Ci può stare, però prima e durante la gara bisogna sostenere, incitare. Abbiamo bisogno dell'incitamento, ma non perché i giocatori, se non sono incitati, non giocano bene. Io ti dico una cosa, io sono sempre convintissimo di una cosa: la partita in casa con il Messina, se il pubblico tifava, a noi il rigore ce lo davano. Però questa è una mia impressione. Certo. Però là ti voglio dire, io accetto quello che hanno fatto i tifosi, perché è l'amore che li porta a questo. E tecnicamente, Francesco, che gara ti aspetti contro il Monopoli? Guarda, anche loro non sono messi. Loro in attacco sono forti, hanno un buon centrocampo, ma in difesa concedono qualcosa in più rispetto agli altri avversari. Allora, io, Davide, perché ti dico, da questo momento in poi non mi interessa più guardare il tatticismo. No, il giocatore del Monopoli, quello è forte, perché poi magari tu giochi bene, un rimballo, un rigore, allora,
io ti voglio dire, io credo sulla forza della mia squadra. Bene. E io dico che noi siamo più forti del Monopoli. Se poi il Monopoli fa una grande partita, cioè se noi ci mettiamo, il Monopoli mancano 2, a noi ce ne mancano tanti, però non ci interessa. Io dico, voglio quella grinta e quella cattiveria che abbiamo messo a Caserta, Davide. Allora, là tu non temi più nessuno. Per questo ti dico io, dobbiamo stare attenti perché il gioco è fatto pure di questo, giusto perché il Ministero deve preparare la squadra con gli schemi, dire ai giocatori i punti di riferimento deboli, degli avversari, certo, però voglio certo. dire, se noi andiamo a pensare, quello è forte, no, noi siamo più forti, è giusto che il Mister dirà, mette in campo una squadra equilibrata, e dirà che hanno un attacco, perché poi tu sai meglio di me, loro mi insegnano che noi parliamo la difesa male, poi arrivano qua e fanno grandi partite, come loro vengono pure da un periodo brutto, negativo, sì. allora Hanno perso loro in casa vengono con il Matera. ma anche hanno perso prima, allora loro vengono qua per farsi la partita della vita, allora dobbiamo essere noi fin dal riscaldamento a fare capire che noi oggi abbiamo fame, non i punti da questo momento in poi in casa, pensate alla prossima partita, capisci? Cioè deve essere questo, sul primo pallone, aggredendo gli avversari, questo deve, perché se loro Francesco faranno una potessi partita scendere di in questo. campo giocheresti anche tu questa partita, perché ti vedo con una grinta pazzesca, sei già in clima partita. Guarda Davide, mi fai una domanda, se potrei scendere in campo io, sì, scenderei. Ti conosco bene. Davide Biciccheppo e Mauro Indelicato su Akragas Monopoli, una gara troppo importante per i biancoazzurri, Davide. Ma sì, Vietato sbagliare, questo è l'imperativo. Ciccio ha pienamente ragione, perché in certi casi e in certi contesti certe partite si vincono prima di scendere in campo. Si vincono con la convinzione. L'Akragas sabato deve vincere innanzitutto perché la vittoria allo stadio Seneto manca da tanto tempo. E poi deve vincere per raggiungere quella soglia dei 20 punti, credo, che è la metà dei 40 punti, ovvero che l'Akragas conclude il girone di andata con la metà dei punti salvezza che servono, quindi se ci voltiamo indietro non è stata tutta questa tragedia. Non sono d'accordo con lui, perché poi mancano altre 2 partite e io voglio arrivare a 26. La Viguarese in trasferta, che vinciamo, va bene. arriva in Lecce all'Esseneto, che vinciamo, per chiudere però hai il ragione 2016 tu. in bellezza. L'importante è arrivare subito ai 20 punti, poi le altre ci pensiamo. Raggiungere appunto una quota salvezza in una classifica, in un campionato che secondo me è molto più livellato verso il basso rispetto al campionato dello scorso anno. Nel campionato di quest'anno ci sono 4 vere e proprie corazzate, che sono 4 stanno Foggia Lecce, facendo un Matera e Juve torneo Stabia, e poi il resto, a parte un po' il Cosenza, un po' il Catania, sono tutte squadre sulla stessa base, sullo stesso livello, quindi una serie di vittorie, 2-3, prendiamo come esempio il Siracusa che 4 giornate fa si ritrovava penultima, mese di novembre, la capolista del mese di novembre. ha vinto 3 partite e si ritrova in zona playoff, classifica cortissima, servono 2-3 vittorie per togliersi dalla zona rossa. Mauro Indelicato. Poi tra l'altro guardando il calendario, comunque guardando il tabellone della prossima giornata, risulta un Messina Vibonese che toglierà punti a uno delle 2 avversarie, o se no tutte e 2 le avversarie dell'Akragas, un Taranto che gioca contro la Juve Stabia, il Melfi che è pure in trasferta, quindi insomma lì abbiamo l'occasione per dare una bella spallata a qualche avversario, quindi questo come dire, aumenta un po' l'importanza. Ecco sì, Melfi appunto vedo una schermata che è a Matera, quindi insomma dovrebbe sì, diciamo che abbiamo una sorta di match ball del girone di andata, ecco. Troppo importante fare i 3 punti contro il Monopoli, dunque serve l'apporto del pubblico, tutti allo stadio sabato a sostenere il gigante. Tra l'altro poi sì, prego Mauro, dicevi di Ciccio che scenderebbe in campo, io seguo l'Akragas dal 2011, non tanto tempo, però sono 5 anni, non mi ricordo una domenica in cui non c'è Ciccio, già dall'eccellenza che all'Esseneto o drena il campo per far giocare, insomma è sempre stato in prima linea. Roberto, per chiudere, cosa volevi aggiungere?
La medicina migliore in questi casi, in questi momenti, è la vittoria, a prescindere dalle tattiche, da come si scende in campo, la migliore medicina è la vittoria. Sabato si vince e penso che tutti avremmo già firmato, prima che iniziasse il campionato, che a fine girone d'andata la Grass avesse 20 punti, per cui sabato si vince, torna alla serenità e andiamo ottimismo avanti. da parte del tifoso Roberto Noli. Grazie Roberto per la tua partecipazione. Grazie a te per l'invito. Grazie di cuore, grazie anche a tutti. Mauro Indelicato. Me lo fai fare Sì, certo. un appello? Prego, Io Francesco. voglio invitare allo stadio tutti i consiglieri comunali e la giunta, perché sai perché? Perché quest'anno a noi sono stati vicini. Sì. Voglio ringraziare il sindaco, l'amministrazione attiva, i consiglieri, perché alla fine anche loro, dico, li voglio invitare al campo sabato per venire, perché anche loro dobbiamo rispecchiare la nostra città, no? Sì, certo. Allora, l'Agras è Patrimonio di tutti. patrimonio di Agrigento. Allora, sabato Loro sono i nostri amministratori. Sabato li voglio vedere allo stadio, perché è giusto che siamo tutti Uniti, assieme, compatti tutti uniti. verso un obiettivo, Sì, quello di perché- salvare la categoria. Benissimo. Se si salva l'Agras si salva pure Patrimonio di una città. Che ti voglio dire, l'Agras è la città di Agrigento, no? E loro ci devono stare vicino, ci devono fare capire come ci hanno fatto capire fino ad oggi, perché abbiamo il campo in gestione, ce l'hanno dato. Certo. Per questo dico ringrazio il sindaco, ma ringrazio pure i consiglieri comunali, perché noi non facciamo distinzioni. Salutiamo Per anche noi siamo l'assessore tutti- Amico che sta Giovanni è un grande lavorando che per sta lavorando, cercare e nuovi soci, nuovi imprenditori per la causa Agras. anche l'avvocato Caponnetto, Caponnetto, e questo grande vi dico, amico dell'Agras. uniamoci Va bene. tutti E forza Agras. e forza Agras. Ci vediamo allora sabato, ore 14:30, Stadio Seneto, Agras Monopoli, gara da vincere. Se io ad non ogni muoro costo. ci sono, sicuro. Poi gli altri no, io Tu sei sarò immortale, lì. Francesco. Grazie ancora Francesco Grazie a Nobile, voi per avermi grazie a Davide invitato. Michiche, grazie ancora a Mauro Indelicato, a Roberto Grazie, Arnone. Davide, Grazie a voi tutti per voi. l'attenzione. Buonasera. Appuntamento mercoledì prossimo. Arrivederci e forza Agras.